Le mani sulle città è il titolo di una importante iniziativa pubblica che il PD ha tenuto a Verona nei giorni scorsi, dalla quale sono emerse ancora altri aspetti inquietanti, se vogliamo, attorno al sistema Tosi a Verona. Sì, noi abbiamo fatto un'assemblea, abituati, anche se sono interessanti, alle 100 persone e ne sono venute 300. Cosa significa questo? Molti sono dovuti andare via perché non c'era più posto. Significa che c'è una grande voglia di capire. La gente a Verona è preoccupata, è inquieta, vuole capire cosa sta succedendo e le rassicurazioni del sindaco Tosi non sono assolutamente accettate. È venuto un giornalista del Fatto Quotidiano che ha già fatto molti scoop sull'Espresso, su Venerdì di Repubblica, eccetera, a raccontarci delle storie sull''ndrangheta a Verona, sulla ramificazione dell''ndrangheta, sui rapporti fra 'ndrangheta, fra alcuni uomini dell''ndrangheta e alcuni assessori. È venuto a spiegarci bene cosa è successo con l'arresto di Giacino, il perché c'è stato l'arresto suo e della moglie, sugli intrecci fra politica e affari. Ebbene, ne è uscita uno scenario inquietante, molto preoccupante. Bisogna intervenire con forza e bisogna con forza creare un'alternativa credibile al sistema Tosi che ormai è al crollo.